Amici di Fanner, una buona serata dal Circolo Sportivo Atletico 2000. È la 12ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8. A scendere in campo sono Gruppo Progetti Immobiliare e la Pisana Calcio A8. A battere il calcio d'inizio saranno i padroni di casa in maglia verde, ultimi in classifica a quota 7 punti col peggior attacco del girone. Ospiti in maglia nera a quota 13 punti, si è partiti in questo momento. Pallone giocato per Piccolo che prova una conclusione, Vassalli in due tempi blocca a metà campo. Prova ad andare Piccolo col destro, colpisce la traversa e la sfera si insacca. Non è gol. Ha dato l'impressione del gol, il tiro di Piccolo è finito invece leggermente alto sopra la traversa. Ancora Pisana in avanti, pallone sulla destra, la conclusione, si oppone Vassalli che mette in corner. C'è il pallone al compagno, serie di scambi, poi pallone messo fuori, c'è ancora maglie nere però sul pallone. Tiro respinto, finisce sui piedi di Meloni che colpisce col sinistro e la sfera termina sulla traversa prima di finire alta. Sarà ancora calcio d'angolo per la Pisana che ne ha totalizzati già 5 in questa prima parte di gara. Pallone di Chianelli messo dentro, c'è la possibilità di tiro. Pallone bloccato comodamente da Vassalli. Ross che diventa facile preda di Chinalli, il quale allontana sui piedi di Valentini. Possibilità di servire un compagno che sale palla al piede, libera un destro e De Bernardo se la cava in due tempi. Può andare palla al piede, Negro si oppone, pallone che torna però sui piedi di Ricci che torna, si gira bene sul destro, poi calcia e trova un bellissimo gol rasoterra. 1-0 dopo 24 minuti di gioco. Ricci istante fa. Pisa non ha fretta, cerca lo spazio per Ricci, Ricci c'è il velo, errore di Chinalli che dà la possibilità a Meloni di concludere col sinistro, tiro che però termina lontano dalla porta di Vassalli. Vassalli controlla che la sfera termini sul fondo, così si è ripartiti con una rimessa, pallone perso, ancora possibilità di concludere, Vassalli si oppone, sul pallone arriva Ricci, sfola la porta, prova a girarsi Ricci, punta un avversario, lo salta, mette dentro questo pallone di testa Piccolo, mette giù e prova a ripartire Chianelli, pallone lungo per Cesaro che controlla col petto la possibilità di calciare. 2-0 della Pisana al decimo del secondo tempo con un stop e tiro fantastico di Cesaro. Di Vassalli per il 2-0 della Pisana. Attenzione perché ha perso di nuovo il pallone del gruppo Progetti, ma ancora Cesaro, ancora col destro. 2-0, due gol in un minuto. 3-0 ora per la Pisana, scusate. A sinistra per Perelli. Controlla di Giandomenico, prova a servire Piras, ci mette il piede Piras, pallone che rimane lì, è allontanato poi definitivamente ancora da Cesaro. Dato una scossa al match, portando il risultato da 1-0 a 3-0 con la sua doppietta Cesaro. Attenzione ora al gruppo Progetti, pallone sulla destra per Piras, si oppone bene con i piedi De Bernardo. Meloni prova a ricominciare, intercetta però bene Valentini che prova con la dalla distanza e trova un bellissimo gol. Attenzione, 3-2 e 3-2 la riapre il gruppo Progetti a 5 minuti dalla fine con Valentini, sul quale abbiamo ancora qualche dubbio. Di Torri ha riaperto la partita per un primo momento, poi è arrivato lo splendido gol di Valentini, pallone ancora sulla destra per Torri che crossa, c'è Di Giandomenico, la grandissima risposta di De Bernardo che salva i suoi. Ancora prova a salire, palla al piede, Pisa alza questo campanile da allontanare, grandissimo stop di Scerrati che poi però perde il pallone. Ottombrini apre sulla sinistra per Di Giandomenico, ancora De Bernardo che rimette Vassalli lungo con le mani, Torri cresce col piede di testa, la sponda di Giandomenico, Valentini col destro la lascia lì e poi la blocca Di Bernardo, mentre arriva il fischio finale del direttore di gara. Una partita bellissima che termina con la vittoria per 3-2 della Pisana sul gruppo Progetti Immobiliare e squadra ospite che si porta dunque a 16 punti e guadagna una posizione in classifica.